No, come? Ah sì, no, io adesso un momento pensavo a una cosa che si è detta ieri sera, Ah, per un scusa, chiedo momento, scusa, parla il col microfono. microfono, sì, Ecco. sì. per un momento, e cioè forse il fatto importante è di sciogliere questa riserva. Se il cinema è una cosa impegnata che serve per informare, per formare, per esprimersi, oppure se è un semplice strumento di divertimento. Cioè, questo andrebbe chiarito. Perché sennò si crea questa situazione per cui c'è il cinema, insomma, quello consolidato, e poi c'è una sparuta schiera che ne so, mi manca il termine, Sì. persone sembrano un pochettino quasi fuori dalle righe, no? Emarginati, dei poeti che ci provano, che non si allineano, capito? Eh, dei quali tutto sommato si potrebbe anche fare a meno, ecco, Sì. questa è la cosa. E allora credo che noi per cominciare dovremmo rivendicare questo diritto di cittadinanza, per cominciare. No? Sì. Ibrisi! 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 Libertà, il costo della libertà. Questo significa. Ai, ei, oh, ia, ai ai, eiaia. Il film mi parla quanto a me è costata la libertà di diventare gavino, uomo, imparare l'acquisizione della conoscenza e delle lingue e di tutto e la conoscenza dell'uomo. Ecco, di questo parla, è uno spaccato non soltanto che mi riguarda come arco narrativo della vita, ma è uno spaccato omerico, nuragico. Quindi ecco perché Ibrisi è onirico, perché devo rappresentare nella realtà drammatica, ho dovuto rappresentare tutto quello che era possibile nei 3.000-4.000 anni di sadità. Mi è costato, diciamo, come sigillo un'ulcera. E allora volevo che le ulcere o comunque le ferite degli alberi le toccavo io, allora prendevo a pugni anche, diciamo, le ferite degli alberi, dei sugheri. Mi ricordo che prendeva a pugni Ibrisi. L'uomo con la lente era praticamente l'intuizione, il momento in cui il cervello coglie finalmente la conoscenza. Infatti attraverso la luce, la lente percorrendo dei punti, in questo caso della circonferenza o delle orbite ellittiche dei pianeti, man mano che la luce ripercorre e li ripercorre sulla sola consulta di un pastore dormiente, quindi anche quella è una metafora, quasi che nella vita di un uomo si possa leggere anche l'orbita del proprio pianeta esistenziale, quasi a dire che l'esistenza di ciascuno di noi, uomini pastori, nuragici, è un pianeta anche quello, no? E quindi l'ho voluta leggere lì, finalmente, l'orbita della Terra, l'orbita dei pianeti e quindi la terza legge di Keplero riguardava questo, insomma. E quindi Leonardo che vestito da pastore sardo, cavalcando un cavallo della giara di Gesturi, scende, nemmeno scende, mi porta a cavallo e mi fa leggere l'ellisse dei pianeti del sistema solare sul piede consunto di questo pastore dormiente, attraverso la luce che lui mi fa riflettere sul piede, no? Che io tengo per mano. Cosa? Ma quei piedi erano veri o... No, erano reali perché Zio Pulinari era un servo qua
in questo monte, però aveva la sfortuna, due sfortune contemporaneamente. Uno chiamava troppo le pecore, per lui le pecore erano le madri, erano le zie, erano le antenate, gli antenati. Lui era servo pastore di un ubriacone che non si ricordava mai di essere padrone, e quindi lui rimaneva qua, rimaneva alla fine. Prima gli scarponi si sono consunti, è rimasta appunto con queste suole appunto il cui vuoto consunto era un'ellisse, e io ci ho letto l'orbita ellittica del proprio pianeta, del suo pianeta, del pianeta della sua esistenza. Per poi alla fine effettivamente lui rimase senza scarponi dopo che l'ho liberato, e addirittura qui conduceva le proprie le pecore, non proprie, le pecore proprie come cuore, ma improprie come proprietà, perché non erano sue, nudo, le conduceva nudo perché non aveva altro. Si metteva un sacco di juta a quello, legava con un vinciglio di lentischio. Ma nella realtà però... Nella realtà era questo, e mi ha ispirato quella scena. C'è ancora questo? No, adesso è morto perché è più vecchio era più vecchio di mio padre. Mio padre è vivo, ha 99 anni, lui adesso avrebbe 115 anni. Di sporlato vivo. Il serpente, intanto sul serpente in Sardegna nostra è benefico ed è stato vissuto come uno spirito benigno, perché non è stato mai velenoso il serpente nostro, sono delle serpi così che mangiano insetti e basta, ed era uno spirito benigno che custodiva la capanna, e quindi il nuraghe, e quindi era lo spirito del nuraghe, per cui chi accoglieva spontaneamente un serpente dal bosco era fortunato, sarebbe stata la fortuna, quindi il latte subito, quindi il divieto di non uccidere il serpente, il divieto che partiva dall'anziano al bambino, e quindi c'era questo rispetto così. Poi nella finzione drammaturgica dei film però il serpente, anche se non è stato capito bene, io non avevo intenzione iconoclastica, perché il serpente è anche sull'immagine della Madonna, per esempio, dell'Immacolata. Quando nella scena della Madonna, io non è che l'ho voluta apposta, si rompe la Madonna perché la serpe si libera. Io ho voluto liberare la serpe, però senza nessuna intenzione di essere iconoclasta, capito? Non ce l'avevo, no, io lo voglio liberare. Oggi, per esempio, dico questo, sono convinto che oggi io sono natura e quindi me la vedo con me. Se c'è un Dio me la vedo io con lui, no? Quindi io sono un uomo che non avrebbe bisogno della Chiesa, bonarrere, ma chi ne avesse bisogno, meglio che la coltivi la Chiesa e che la Chiesa ci sia. Però le immagini della Chiesa devono essere cambiate e adeguate al tempo anche. Una Chiesa che vuole fare santo Galileo Galilei non può vivere con un serpente sotto questa Madonna, non è possibile. Quindi era questa l'intenzione, ma non avevo nessuna intenzione di malafede, non era malafede, non l'avevo compreso. Speriamo che lo capiscano. Non sono regista per caso, ho studiato 20 anni di cinema. Certo c'è stato l'incontro, ancora questo può essere casuale, ma nemmeno, gli italiani non sono venuti per caso, non è vero. Gli italiani sono venuti perché hanno letto Padre Padrone, si sono innamorati della storia, di questa storia di un uomo, però hanno capito un pochettino solo di Padre Padrone, se vogliamo della favola di Padre Padrone, volendo si può ridurre anche a una favola, non è una favola, è una storia. Però l'incontro con gli italiani è chiaro che ha innescato, come dire, in Gavino esiste anche il cinema, e dopo Kimban Sovoskas, dopo 5 anni, uno comincia a dire, ma allora esiste anche il cinema, e allora come si scrive in cinema? Si scrive con la luce. Vabbè, allora cominciamo.
mi sono letto il trattato della pittura di Leonardo, la fisica competente, Eisenstein, che era il regista, diciamo, il maestro, diciamo, se si può dire maestro. E niente, così sono stato. Però il film io sono riuscito a dirigerlo perché ho interpretato io stesso Gavino, diversamente mi sarebbe stato difficile. D'altra parte mi sono trovato in corpo una dose, diciamo, molto grossa di istrionia, no? E quindi, ma il pastore è un istrione, no? Il pastore è un autore nello stesso tempo. Senti, però dirigere una troupe, Ah, te la dirigevo come più da Napoleone, ragazzi. La dirigevo bene. E chi non faceva più bene glielo diceva, glielo rimproverava. No, no, ero buono, però ero severo. Però alla fine la sera tutti contenti erano. La mattina, durante il giorno no, però alla fine la sera facevamo pace, quindi non lasciavo che si creasse odio, equivoci. La sera li chiamavo tutti e mi confessavo e ci confessavamo sempre. Perché quello che facevamo durante il giorno non lo sapevo nemmeno io, lo inventavo sul serio.